Diciamo che il Veneto ovviamente ha delle spiagge che attraggono turisti e ovviamente bisogna stare attenti a quella che è la manutenzione, lo spiaggiato, e devo dire che in questo caso la Regione è sempre stata presente. Ho approfittato di questo emendamento perché gli arenili sono sia marittimi che lacustri. Nel Veneto abbiamo 7 paesi in provincia di Verona sul lago di Garda che hanno le stesse necessità, e ho chiesto in proporzione che gli ipotetici 5 milioni di euro, che è la richiesta per la pulizia e la manutenzione delle spiagge, una quota venga riservata alle spiagge della sponda veronese del lago di Garda. No, ovviamente non abbiamo le spiagge di sottomarina, di cavolo e così, però ci sono tutte delle piccole calli, delle piccole insenature dove proprio la corrente porta anche il rifiuto, e quindi ci sono state un po' di lamentele. Poi insomma è una perla per il turismo veronese e mi sembra giusta che rientri anche nella suddivisione di queste risorse per poter mantenere pulite e decorose le spiagge anche del lago di Garda.